notizie, Tangentopoli non si ferma. Avviso di garanzia anche all'uomo del monte, il quale ha detto sì. Edizioni anticipate, presi anche i balatonali dell'autostrada, violentati 2 cani, 2 gatti e 2 scimmie. Il mostro di Firenze dichiara: sono innocente, o via. Cari amici, sapete cosa disse Dante? Ma chiedo scusi, ma Dante chi di luogo? Ma no, Dante, il sommo, il divin poeta. Che disse? Ai serva Italia di dolore ostello nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia. Ma poi te allora! Terra d'arance, le mione, tante lagnose e una pochi caiduna. Terra de spiezze e de sale, di grancia e moccona e di minchie de mare. Terra di cioppo retaide, per cui parichiglie che sono cioffaide. Terra con poco lavoro, la gente s'abbagna. Pane non to brodo, sentirai alla radio far tante promesse. Gira e gira, le parole son sempre le stesse. Son cambiati i partiti, mo su corpo chitto, e quest'Italia va sempre più giù, in fondo un mare blu. E quest'Italia va sempre più giù, in fondo un mare blu. Povera Italia che resta motone, e Mussolino voleva vincere la guerra. Vabbè. Pugno di ladri, farabutte e mascalzoni. E invece qui non si è capito che abbiamo arrivato. Esatto, abbiamo arrivato, voce del verbo abbiare. Io abbio, tu abbi e gli abbi. Noi abbiamo arrivato, voi abbiate arrivato, essi su tutto l'altro con inutile favuse spalaglione e poi tanco guardo. Tone faccia lì e giù, intanto cominciamo a stabilire tu chi fosse. Io fosso, tu fosse, gli fossa. Noi fossiamo, voi fossate, e se ne fuasse ne perché su tutto l'altro con inutile favuse spalaglione e poi tanco guardo. No, caro amico, non ci siamo. Lei vuole dire allora a tal proposito che tutte le uomini politici che ci hanno governato fino adesso sono tutte lazze? Picciotto, voi ci state facendo a bene. Siamo in democrazia, facciamo i nomi. Benissimo, allora caro amico, dato che lei la sa lunga, mi dica per dunque. Grazie, cos'è? Un fango. Demita. Fango. Poggiolini. Fango. Dell'Arianzo. Fango. Altissimo. Fango alto. Fanfani. Fango basso. Sua pace. Fango, fanghi tutti. Allora scusi, lei insiste, non si salva niuno? No, qualcuno si salva. E mi dica per bacco, chi è questo qualcuno? Niuno che si salva. Moana Pozzi. Cos'è? Una dama di qualità. Anticchio non ha ca e anticchio non ha da. Abbiamo arrivato un appe maghiri. Siamo in mezzo a una sata, ora la maffinere. C'è chi si è petito, c'è chi passa bonito e c'è chi talia. Siamo in mezzo a una via, su 7,40. È stato un eccesso, lo Stato approfitta di un popolo fesso. Politici santi e santarellini si mangiano l'Italia e nati semichetini. Abbiamo arrivato un appe maghiri. Ma che c'è? Un telefono? Questo telefono a tagliare! Ma guè? No, niente, torno un attimo il mio cellulare. Pronto? Il Vaticano vuole parlare con il signor Burruano. Prego. Pronto? Piccione! Che? La confusione siamo! Che successe? Andiamo a l'orecchio! Ma sapete qual è il telefono? Ma guè? Oh Papa! Ma questo pace! Ma quando mai? Oh santo padre! Palozzo! Come si? Ma come ci parla? Così o parla? Ma come? Oh Papa un amico! Papa!
papa! Non ci sei mai rinza però, sempre fuori, t'hai chiamato! Ma c'è sempre la segreteria! Paghi due, poi ti c'è, paghi due, poi ti c'è. E vabbè, l'ho capito, mi fa piacere, addevettete, mangiate le pecciole! L'ho capito, noi siamo osservanti della Santa Chiesa. Pinnola, niente! Noi dobbiamo fare come il pane e le pesce, ci moltiplichiamo! Va bene! Mangiate le pecciole, addevettete! Ma scusami, papa, fosse maritato, avesse figlie, avesse prole, ma sei schietto, a cui ce l'ha lazzare le pecciole mangiatelle! Ma che mi dici? Già! Che? Già! Che succede? E tu sapete che succede? Che c'è? Già! Che? Ci arrivò la visita a zio Papa! E perché? Ma che come nasce? Nell'ultimo viaggio che fece? Non avevi i picciole e si fece un tappa ai bego! Ma scusa, l'aveva che te credito Banco Santo Spirito? Giustamente dice Giovanni, ma scusami Papa, non l'avevi i soldi, la carta di credito Banco Santo Spirito? Già, no, dice che il banco ha tommolato e ha riccioso lo spirito, già. Già. E come finì? Ma sai come voleva fare, oh Papa? Nisce una pochi santine, ci detto cristiano, poi te dirai bene che ci disse, oh Signore tu paga. E tu cristiano ci ha rispondeto, là, ma il suo Signore ha tutta a pare, ma quanto piccolane hai c'è? A proposito di Papa, stai pensando a me Pato, 80 anni cristiano, da sabato col più un TS e ci venne l'Iches. Chi ci viene? L'Iches. Ma se ci venevo lui, un pigliava che sai. Non bevo più, non dormo più, mi sento male. Babbo tu. Sarà lo stress o la pressione irregolare. Ai 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 ai. Che mi successe, io mi saccio capacitare. Che successe? Io forse a sera esageravo un po' mangiare. Una soppetta di fasola. Ma va, 20 stecche di stecchiola. nervo? Se pesce dalla patana. Reaggi. E melenciana parmigiana. Una caitella che ne ricci. Suona. Pazza con i puri sicci. Buona salute. Sette federe donnina. E ora t'accolli sto saloca. A me panza è troppo china. M'accompagnarono subito ospedale e mentise male. Mi misero in corsia, se ne futteri mia. C'ha domandava aiuto a un femminiere e mi felò un clistere. Mi sento assammarato, Questo m'ha cattoppato. ora mi stai ricordando. Che cosa? Che tu che mi fece danno. Ma che te fece danno? Io siccome soffro riegna, E allora? mi fece male la testa ciegna. Ah sì? E allora mangio anch'io. Sapete che faccio? Mi prendo un uovo, ci faccio un pittosito e mo soco. È bello onesto e te lo so che ha solo. Certo. E che famo spetto con te? Ma tu lo sai cosa disse San Matteo nel Vangelo secondo Giovanni? No, che disse? Quando un uomo se succono va solo, muore. Sì, ma tu non sai quello che San Luca rispose nel suo Vangelo apocrifo al capitolo 33. Vero è che un uomo che si mangia un'uova solo muore, ma muore sazio. Laccio invece, Catalia, muore, reono. E allora, visto che così, io mi prendo lo treno, vi mando a quel paese ed emigro. Si informano i signori passeggeri che il treno espresso Palermo-Zurigo parte con 15 ore di ritardo. Si informano i signori passeggeri che il treno espresso Palermo-Zurigo porta a 47 ore di ritardo. Si informano i signori passeggeri Che se non escono, un treno da sacchietta, pizza innata, un paio di mocchio. Dai che si va, ne amo a città. In Italia ormai non c'è più testa. Ce ne andiamo in Svizzera o in Francia, chi lo sa. L'importante è che c'è gente onesta. Ne rapiamo un posto di quarume, Le panelle, ore spensione. Mediterraneo. Pensa mamma mai
che è troppo lontana. Nostalgia se il cuore batte di più, muovete donne fatto in arecchio. Oh, ma che fa, scherziamo? E noi paghiamo sempre, in continuazione, sulla pensione, sulla televisione, sulla circonvallazione, imposto di successione, di discussione, manutenzione, confusione. Ma chi lo stroppone? Bollo di patente, bollo di permanente, bollo su un ellario, bollo sopra uno che si chiama Mario, bollo sullo schedario, sul calendario. Signori miei, questo è diventato un calvario. Allora posso dire come la penso? Certamente Leni è facoltà. Non è che poi mi accusate di superare le righe? No, lei vuole pungere lo scecco nella salita. Abla, abla. Io protesto nella maniera più certosina e cazzoidale del cavallo dei miei pantaloni. Noi soffriamo di orchite. E cioè? Avemi cogliona vonce! Mediterraneo, pensa mamma ormai che è troppo lontana. Nostalgia se il cuore batte di più, muovete donne fatto in arecchio.